Buonasera, benvenuti a Mantova Notizie. Si è concluso in parità dunque il match tra il Mantova e il Pontisola, biancorossi sotto di un gol, ma abili a rimediare subito con la settima prodezza di Franchi. Nel finale, palo di D'Angelo. È un Mantova da due volti quello che è uscito oggi con un pari dal match interno con il Pontisola. Formazione dall'andamento altalenante ma oggi rivelatasi piuttosto ostica. Mister Graziani ripresenta a centrocampo Fischnaller, rimpiazza Gherardi e Bersi con Ciccio Graziani e Pimazzoni. E proprio Nicola al decimo spreca una buona palla di testa. Al primo contrassalto invece il Pontisola passa. Lillo sfrutta una disattenzione difensiva e serve Mussi che batte imparabilmente Bellodi. Il gol subito scuote i biancorossi e Fischnaller innesca l'ennesima magia di Franchi. Tanino si beve Andreoli e timbra il suo settimo gol con il Mantova. Ma il pareggio raggiunto rimane un episodio isolato perché dopo una buona incursione di Ferrari, conclusa con un cross troppo lungo per Ciccio Graziani, Salandra sfrutta un errore di Caruso e mette a lato di poco. È più Pontisola che Mantova, Bellodi vola a bloccare la palla del possibile 2-1 e 2 minuti prima del riposo Lillo si vede annullare un gol per fuorigioco fischiato dal signor Urselli di Taranto su segnalazione della guardaline Eleonora Cappello. La ripresa inizia con il miracolo di Bellodi che ferma Salandra, autentica spina nel fianco dei biancorossi. Mister Graziani prova ad inserire forze fresche e Colonetti suona la sveglia, bloccato dall'estremo difensore ospite Nodari. Il Pontisola si chiude a protezione del pareggio e il neoentrato D'Angelo va a centrare il palo con una velenosa conclusione da fuori. Un pari tutt'altro che disprezzabile che prolunga 12 partite la striscia positiva, anche se il Legnago rosicchia 2 punti ai biancorossi. Ed ora le interviste del dopogara. Ancora una volta oggi, se dovevo dar retta al medico e dovevo dar retta alle sensazioni, 4 giocatori miei non dovevano giocare, perché Zaninelli l'abbiamo fatto giocare all'ultimo minuto, lo stesso Spinale non stava benissimo, Mamadou è in una fase in cui è ancora in convalescenza e Stefano Franchi faticava anche lui oggi. Quindi se partiamo da questo presupposto, tutte le difficoltà che ci hanno creato gli avversari sono perché 4 giocatori di questo spessore non al top della condizione e noi non ce li possiamo permettere. Sono stati bravissimi ragazzi a farsi curare bene durante la settimana, andare in campo anche con qualche puntura di antidolorifico pur di esserci. Noi abbiamo fatto delle azioni, cioè, a parte il palo, a parte un po' di culo da parte loro, però secondo me oggi abbiamo giocato bene, io l'ho vista a maniera mia, cioè non lo so, purtroppo il rigore per me c'era grande come a casa, un arbitro deve dare i rigori quando ci sono e poi fischiava solo una parte, io ce l'ho a morte con gli arbitri, ma in questo momento non è che io gli arbitri ho sempre rispettati per fare solo il loro lavoro, però oggi per me l'arbitro è una cosa schifosa, via.